Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo chi sono questi narcisisti, perché una cara amicizia ha fatto questa domanda e più altre ne hanno fatte in PVT. Quindi il vostro Marietto Veneziano, prima di iniziare questa micropillola, vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo degli magici arcieri Bertoldini ogni lunedì sera alle 20:30 Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico. I link sono qui sotto in descrizione se volete raggiungerci. L'entrata è gratuita e se arrivate vi mettiamo giù il tappeto rosso. Bene, vediamo un po' chi sono questi narcisisti. Allora, questa parola è stata un po', coniata negli ultimi anni sul web, sui social e soprattutto col tubo. Ci sono molti predicatori e divulgatori che ne fanno uno scudo di questa parola narcisisti. Insomma, sono quelle persone che praticamente non amano nessuno se non al massimo loro stessi e nella misura in cui loro riescono a amare loro stessi. Però purtroppo per poter raggiungere i loro scopi a livello sessuale, no? Perché sono dei predatori, no? Sono tremendi, sono peggio degli egoici, perché riescono in un certo senso a capire il punto debole della vittima, perché in questo caso qui parliamo proprio di vittima, e riuscirla a manipolare. In un certo senso, poi magari manipolare è ancora un termine gentile, perché? Perché fondamentalmente a loro degli altri, soprattutto il sesso femminile, non gli interessa nulla, sono dei grandissimi manipolatori e in teoria possono essere anche tranquillamente sposati con una persona che potrebbe essere definita l'eletta in confronto alle altri satelliti che gli girano intorno. Questo capita spesso, soprattutto nei social, perché se prima nella vita reale conoscere nuove persone era leggermente più complicato, con i social le distanze si sono accorciate, le possibilità sono aumentate e di conseguenza queste persone riescono a capire con 2 o 3 parole chiave in chat se la loro preda è appetibile, abbordabile, e quindi gioco forza usano tutte le loro strategie per mettere dentro le mappe mentali di queste persone, che possono essere uomini o possono essere donne. Ci sono delle narcisiste donne micidiali che magari hanno una relazione col marito e con altre 2 o 3 persone. Quindi capita, per chi purtroppo li incontra, di essere ingabbiato nella loro rete di illusioni e usano tutte le strategie possibili e immaginabili per accalapiarsi la vittima, perché in questo caso qua si chiama vittima. Dopodiché, quando ne avranno sfruttato tutto il suo potenziale e saranno stanchi di questo tra virgolette oggetto, perché per loro le persone non sono esseri umani nel senso come lo intendiamo noi, no? Anime antiche, e praticamente usano queste persone a loro piacimento, le tengono fin quando non scocciano più, quando non danno più noia, e poi quando queste persone magari pretendono qualcosa di più, una relazione più dura nel tempo, più completa, insomma appunto magari anche avere una convivenza, i narcisisti trovano qualsiasi tipo di scusa, dalla scusa che è scoppiata bomba atomica in casa, alla scusa che la zia si è malata, alla scusa che il nipote è malato, il figlio è malato. Insomma, trovano qualsiasi tipo di scusa per sganciarsi dalla vittima, dalla compagna che pensa di essere l'unica, ma che nella realtà il narcisista ne ha più di una sotto tiro, e quindi praticamente lui esce allo scoperto. Ci sono relazioni che durano parecchio, con questi narcisisti possono anche durare 9 mesi, 18 mesi, ma poi alla fine, quando la persona che è assieme a questo narcisista o narcisista donna vuole stringere un rapporto più completo, questi a un certo punto scappano. E se all'inizio la persona era vista in un certo modo perché il narcisista si vendeva in un certo modo,
nella seconda versione, quella reale, in cui vedono realmente com'è il soggetto quando la persona che è stata lasciata lo ricerca, incontrerà totalmente una persona diversa da quella che aveva incontrato la prima volta. Nella realtà incontrerà veramente la persona in sé. Purtroppo cosa succede? Le persone che diventano, tra virgolette, schiave di questi predatori, dentro di loro proiettano la loro immagine nel narcisista, e questo è il loro trucco. E quindi il narcisista, per forza di cose, sembrerà sempre un stinco di santo o l'uomo o il principe azzurro, ma nella realtà è questo trucco, barbatrucco, che il narcisista è riuscito a mettere nelle prede, il fatto che lui è il sogno di queste persone. Queste sono tecniche che hanno loro, sono tecniche che hanno affinato nei vari momenti di ricerca della vittima, e quindi quando le mettono in atto sono precisi, sanno le parole magiche da mettere per condurre la vittima a creare questo pensiero dentro di loro, facendolo credere che sia il narcisista. In altre parole, il narcisista si sa vendere benissimo. Bene, fatto questo pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!